Ciao, sono Francesco Spinosa e da tanti anni mi interesso di turismo a 360 gradi. In tutti questi anni di lavoro ho creato nella mia attività un'agenzia di viaggio in tour operator tra i primi in Campania, grazie a uno staff di altissimo livello. Sempre dal 1996 mi interesso di formazione. Grazie all'esperienza accumulata negli anni e dopo aver creato all'interno di tante scuole di formazione corsi per il turismo, dal 2018 ho iniziato la collaborazione con i laboratori turistici con la Federico II di Napoli, di laboratori all'interno dei quali spiego ai neolaureati la bellezza di questo lavoro e l'importanza che il mondo del turismo rappresenta nel mondo intero. Molti pensano che il turismo in realtà sia un lavoro ormai superato dal web, da internet, ma nulla di questo è vero, perché internet vive dei contenuti che all'interno di esso ogni giorno migliaia di colleghi inseriscono con le manine all'interno di questo grande contenitore. Fermo restando che però devi essere un bravo professionista, conoscitore della tecnica turistica, ma soprattutto un buon conoscitore delle leggi che regolano il turismo per evitare di cadere nelle maglie dell'abusivismo turistico. In realtà internet non è altro che un grande distributore, mentre prima le agenzie si rivolgevano solamente ai cittadini, ai residenti del proprio quartiere, oggi per chi conosce veramente il mondo del turismo lo può proporre in tutto il mondo in un mercato inestimabile. Bene, tutti quanti pensano che il turismo sia rappresentato dagli alberghi o dai ristoranti, invece il turismo, questo parolone enorme che muove un'economia e consumi inimmaginabili, non è altro, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, la massima espressione a livello mondiale, è l'insieme delle operazioni che compiono le persone nel momento in cui si muovono dalla loro residenza abituale. Pertanto noi parliamo di turismo non solo quando si va in albergo o quando si va in ristorante, ma muove interessi inimmaginabili, dai beni di prima necessità ai trasporti, quindi trasporti aerei, trasporti treno, trasporti navi, gli alberghi, trasferisti, guide, ma anche i servizi accessori che sono rappresentati dai negozi di souvenir, dai locali notturni, dalle discoteche, e quindi tutto ciò che muove l'economia lo possiamo tranquillamente inserire nella parola turismo, perché all'interno di un paese non saranno sicuramente i residenti che potranno garantire gli acquisti all'interno di tutti i settori merceologici, ma è sempre grazie all'arrivo dei flussi turistici che i negozi e tutte le piccole e medie imprese possono offrire i loro servizi e i loro beni alle persone che transitano in questo o in quel luogo turistico o in quella città turistica. In questo periodo si fa un grande parlare del turismo perché è la prima industria nel nostro paese, rappresenta il 13% del prodotto interno lordo, e capiremo come è importante che quanto prima questa grande industria si riprenda e quindi possa offrire di nuovo tanti vantaggi a tutte le persone che ci lavorano all'interno. Auspichiamo tutti che quanto prima si possa riprendere il lavoro del turismo, perché tutti i settori merceologici, chi più e chi meno, ne viene sicuramente avvantaggiato. Bene, dopo aver parlato brevemente di che cosa è il turismo e dell'importanza di questo fenomeno all'interno del mondo, io e i miei collaboratori da tanti anni ci interessiamo di promozione turistica e di pubblicità per quanto riguarda i grandi marchi turistici. La mia generazione ha avuto il piacere di passare dalla promozione tradizionale al digitale. Per diversi anni abbiamo seguito grandi marchi nazionali come Gardaland, come Mirabilandia, come Intermar, Go Sleep e Rematur, che sono dei marchi di grande prestigio all'interno del mondo del turismo italiano. Grazie alla collaborazione con questi marchi, io e i miei collaboratori abbiamo acquisito una grande informazione sulla promozione, crearci la nostra formazione digitale. Abbiamo intuito che nel futuro, sia del turismo ma di tutti i settori merceologici, il digitale rappresenterà una grande forma di promozione, e pertanto abbiamo iniziato con dei corsi di formazione con degli esperti nazionali. Ci siamo creati questo grande bagaglio culturale in termini digitali che speriamo di poter estendere a tutti i nostri colleghi e a tutte le persone che vorranno rivolgere a noi. Grazie alla conoscenza del turismo, grazie a internet e grazie alla formazione che abbiamo creato in quest'ultimo anno, siamo in grado di poter affrontare tutti i settori merceologici per promuoverli e per portarli in giro per il mondo grazie alla nostra professionalità e alla nostra esperienza. Dall'albergo al ristorante, dalla discoteca, ma anche i centri estetici oppure i villaggi turistici, i tour operator, centri wellness e di massaggi, abbiamo acquisito in
in tutti questi mesi l'esperienza in ognuno di questo settore merceologico, perché sono tutti settori che girano intorno al settore del turismo. Se vorrai, potremo aiutare la tua impresa a migliorare le sue performance ed andare avanti. I guru di internet sono soliti dire: se non sei online non esisti. Noi siamo pronti ad aiutare tutte le aziende che vorranno migliorare la loro presenza digitale, aiutandoti nella comunicazione dei social, del sito, nel creare contenuti, nel creare traffico sui mezzi di comunicazione della tua azienda. Non aspettare oltre, perché ormai non può esistere un'impresa, un piccolo o media che sia, senza una sua presenza digitale. Pertanto in noi troverai un alleato che ti potrà aiutare e portare avanti con serenità la tua attività. Quindi, sia per il turismo incoming che per il turismo outgoing, cioè per il turismo in entrata in un paese e per il turismo in uscita da quel paese, l'operatore turistico sarà sempre fondamentale per far godere in tutta serenità e tranquillità le vacanze e i viaggi agli utenti che si vorranno avvalere degli uffici turistici. Perché, come dicevamo prima, internet è un grande mare, però questo grande mare viene riempito tutti i giorni dalle gocce che ogni operatore turistico in tutto il mondo inserisce all'interno di esso. Infatti c'era un valido tour operator che diceva: purtroppo la presenza delle agenzie del tour operator si vede nel momento del bisogno. Siamo sempre pronti lì a aiutare i nostri utenti, i nostri consumatori, e li accompagneremo in giro per il mondo per fargli godere i loro viaggi in tranquillità e serenità. Vi aspettiamo nelle nostre agenzie di viaggi e affidate sempre i vostri viaggi, le vostre vacanze, i vostri momenti di serenità a persone che fanno questo tutti i giorni.